Regole poco chiare e estremamente restrittive e così in questi giorni è boom di disdette dei turisti in Sardegna. E questa è in estrema sintesi la fotografia del programma sul turismo della fase 2 in Sardegna, dove il presidente Christian Solinas, per preservare il bassissimo livello di contagio nella regione, sta meditando di consentire l'arrivo sull'isola di tutti i voli nazionali solo dal 15 giugno, per gli internazionali si potrebbe attendere il 25 giugno e ancora non ha fornito chiare disposizioni sui collegamenti in traghetto. Altro punto non ancora chiaro, l'ipotesi di un passaporto sanitario per chi arriva sull'isola, cioè un test effettuato nel territorio di provenienza qualche giorno prima di partire, costo stimato 25 euro a persona, non rimborsabile e al momento ancora non ci sono esami scientificamente affidabili, il cui esito andrà allegato al biglietto di partenza. Il conto alla rovescia sta scadendo, senza regole immediate sugli accessi, la stagione è compromessa. L'urlo di protesta viene da Federalberghi, Confindustria e Confcommercio regionali che chiedono con estrema urgenza nuove, chiare linee guida alla regione che consentano una ripresa della stagione turistica. Ora non si può più giocare con la salute, il lavoro e il futuro delle persone, aumentando ancora l'incertezza e raccontando a tutta Italia che la Sardegna è una meta complicata per le vacanze. A dirlo sulla sua pagina Facebook Federalberghi, che assieme a Confindustria e Confcommercio chiede a Christian Solinas risposte definitive entro 2 giorni. La denuncia e il timore sono che se non si stabiliscono e si rendono note ora le modalità di accesso alla Sardegna, andrà perduta ogni possibilità di lavorare a luglio, con conseguenti danni irreparabili per tutta la stagione turistica e 80.000 lavoratori stagionali a rischio. Intanto questa mattina, durante una diretta con il programma Coffee Break di La 7, Christian Solinas ha stimato che a causa dell'emergenza coronavirus la stagione turistica in Sardegna subirà un calo del 70%. Ci aspettiamo 2,5 milioni di arrivi nei 3 mesi estivi.